Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli, apertura dedicata alla cronaca, la tragedia di Porcia che ha visto morire un ragazzo di 15 anni investito da un'auto sulla pista ciclabile sabato notte. La procura è in attesa dei risultati sulle analisi alcologiche della donna che era al volante. Sono attesi a ore i risultati delle analisi effettuate sulla militare americana ventenne che nella notte tra sabato e domenica ha travolto e ucciso a Porcia Giovanni Zanier, 15enne di Pordenone che stava rientrando a casa dopo una serata con gli amici. Il giovane, poco dopo le 2:30, si trovava sulla pista ciclabile tra via Lazio e via Roveredo dove è stato investito dopo che l'auto, guidata dalla statunitense, è uscita di strada centrandolo in pieno. La donna, che si era fermata a soccorrere il giovane, spirato poco dopo in ambulanza, su disposizione della procura di Pordenone è stata posta agli arresti domiciliari nella sua abitazione all'interno della base di Aviano. I risultati delle analisi alcologiche e tossicologiche saranno fondamentali per capire se al momento dell'incidente fosse completamente lucida o meno. La sua posizione, in caso di positività, si aggraverebbe. Intanto le comunità di Porcia e Pordenone si stringono sempre più attorno alla famiglia di Giovanni, che abitava in via Vallona con i genitori Sergio e Barbara e un fratellino più piccolo. Solare, amante di musica e informatica, lo ricordano gli amici che hanno posto un fiore sul luogo dell'incidente. La famiglia, distrutta dal dolore, continua anche a chiedere conto all'amministrazione comunale sul fatto che a quell'ora la rotonda fosse buia, visto che le luci vengono spente dalle 2 alle 7 per risparmiare sulle bollette energetiche, aspetto, come sottolineato dal sindaco Marco Sartini, consentito però dalla legge. Chiusi 2 centri benessere a Lignano Sabbiadoro per la mancata certificazione di alcuni generi alimentari. La chiusura è stata disposta dal comune di Lignano a seguito dei controlli operati la scorsa settimana dal nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Udine. 2 centri benessere di Lignano Sabbiadoro sono stati pizzicati a vendere alimenti senza l'esposizione dei relativi permessi. Per questo motivo, a seguito dei controlli operati la scorsa settimana dal nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Udine, il comune ha disposto la chiusura delle 2 attività per la mancata presentazione della segnalazione certificata. Proseguono i controlli dei carabinieri nella località balneare friulana rinforzata con i militari inviati dal comando di Udine e dal comando generale dell'Arma. Nell'ultimo mese, attraverso gli oltre 250 servizi di pattuglia, sono stati sottoposti a controllo oltre 1000 veicoli, identificando più di 2000 persone. Sono state rilevate 43 violazioni al codice della strada e tra queste sono stati 11 gli accertamenti di guida in stato di ebbrezza alcolica e 4 per guida sotto l'effetto di stupefacenti. I carabinieri della stazione hanno inoltre individuato e deferito in stato di libertà una coppia di giovani padovani, i quali in un esercizio commerciale avevano asportato uno zaino contenente denaro contante e un iPad di proprietà dell'esercente, recuperando e restituendo l'intera refurtiva. Infine i militari hanno arrestato un cittadino albanese 33enne, già noto alle forze dell'ordine, il quale, già espulso dal territorio nazionale il 4 giugno scorso, aveva fatto illegalmente rientro in Italia. Un turista tedesco è stato investito mentre andava in bicicletta da un'auto condotta da un italiano a Lignano Sabbiadoro. L'incidente si è verificato questa mattina attorno alle 10 in Via l'Europa. Il turista non ha riportato ferite gravi ma ha chiesto l'intervento dei sanitari ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso della località balneare. Sul posto per gli accertamenti è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Resta ancora in condizioni gravi il bambino di 2 anni e mezzo investito ieri mattina a Lignano Sabbiadoro. Il piccolo di origine vietnamita si trova ricoverato all'ospedale di Udine per il forte trauma cranico subito. L'incidente era avvenuto in via dei Platani poco dopo le 9. Indagini ancora in corso da parte di polizia locale e carabinieri. Questa sera alle 20 si chiuderà il termine per la consegna delle liste alle elezioni amministrative. Molti partiti che hanno consegnato gli elenchi, ma andiamo fuori dal Tribunale di Trieste per vedere com'è la situazione. Buongiorno dall'esterno del Tribunale di Trieste, all'interno, negli uffici della Corte d'Appello. Al primo piano i vari partiti politici stanno consegnando gli elenchi dei candidati alle elezioni politiche che si terranno il 25 settembre. Non ci sono ovviamente sorprese, i nomi più o meno erano già stati resi noti. Tanti partiti che si presenteranno a questa tornata elettorale per il centrodestra, la coalizione composta da Fratelli d'Italia, Lega Nord, Forza Italia, Noi Moderati
moderati, centrosinistra invece il Partito Democratico, Verdi e Sinistra Impegno Civico, poi c'è il terzo polo con Azione Italia Viva, il Movimento 5 Stelle, Vita, Italia Sovrana Popolare, Unione Popolare, Partito Pensiero Azione, i Gilet Arancioni, Noi di Centro, il Movimento di Clemente Mastella e infine Forza Nuova, questi al momento i partiti che abbiamo intercettato. Tutti gli aggiornamenti e l'elenco anche di tutti i candidati che consegneranno le liste questa sera, anche se il termine è alle 20, voi sapete il nostro TGR 19, quindi non sarà probabilmente un elenco definitivo, ma domani sicuramente ci saranno gli elenchi definitivi. Ci vorrà poi per la conferma ufficiale un paio di giorni che gli uffici del Tribunale di Trieste completino le procedure e poi finalmente inizierà questa campagna elettorale che si concluderà, lo ricordiamo, col voto del 25 settembre, prima riunione del Parlamento fissata al 13 ottobre. Se non ci sono domande da studio vi restituirei la linea. Grazie ad Andrea Pierini per questi aggiornamenti. Proseguiamo con il nostro telegiornale. Dubbi sulla sostenibilità ambientale del progetto SIOT che prevede la realizzazione di una stazione di pompaggio del Greggio. Il Comune di Paluzza presenta insieme a Lega Ambiente le proprie perplessità. Il Comune di Paluzza ha le mani legate dal punto di vista normativo. Più di così non può fare se non rivolgersi all'APE per capire effettivamente se ci sono degli argomenti ai quali legarsi per ricorrere al TAR e quindi non portarsi a casa un impianto di questo genere. In realtà, allora, legati perché? Perché la progettualità di SIOT rispetta le normative e le concessioni, poi le eventuali concessioni e le autorizzazioni date dalla Regione, sarà la Regione a valutare se, ma le normative, SIOT rispetta le normative. Quello che il Comune di Paluzza può fare in questo momento a difesa della tutela della salute pubblica dei cittadini, perché ricordo che l'impianto di cogenerazione è la stazione di pompaggio in pieno centro abitato nel Comune di Paluzza, nella località di Casteos, quindi di fatto credo che il dovere sia di tutelare la salute pubblica in particolare, ma anche un territorio che ha necessità di sviluppo di in tutt'altro genere, non di questa ennesima servitù con 2 ciminiere da 16 metri per il piano regolatore, che il sindaco può cambiare il piano regolatore in funzione delle progettualità, questo non è vero. Chiariamolo una volta per tutte perché bisogna essere onesti intellettualmente. Costi energetici alle stelle, la Confcommercio di Pordenone va in aiuto ai propri associati con uno speciale sportello informativo, già fornita una consulenza a 150 imprese. Il caro energia sta diventando l'emergenza prioritaria per le ripercussioni sulle imprese del terziario e sull'inflazione. Per questo serve una risposta economica più forte dalle istituzioni per contrastare i ricari anche in vista dell'autunno, come sottolinea il presidente provinciale di Ascom Confcommercio Fabio Pillon riguardo l'impatto del caro energia sulle aziende del settore mercantile. Di questo passo, e forte di un trend che ha portato al raddoppio dei costi per l'approvvigionamento energetico rispetto all'anno scorso, dice Pillon, le nostre imprese non sono in grado di reggere. Di fronte a queste prospettive che non danno segni di miglioramento, l'associazione del Friuli Occidentale, per venire incontro alle esigenze dell'imprenditoria locale, si è attivata con un servizio di consulenza che affiancherà le imprese nella valutazione delle bollette e delle molteplici offerte che vengono proposte alle categorie. Scopo di questo innovativo servizio, gestito in convenzione con la società RR Group ed erogato in modo gratuito per gli associati di Confcommercio, è anche quello di orientare le imprese a identificare soluzioni ottimali per una riduzione dei consumi energetici. Confcommercio Pordenone sta monitorando la situazione dal momento che il terziario rischia di subire un doppio impatto determinato da una parte dall'aumento dei costi e dall'altra dalla riduzione della capacità di spesa della clientela che limita le entrate delle attività, un effetto che si ripercuote negativamente su alcuni settori che rischiano la chiusura a breve o il ridimensionamento dei servizi, dal momento che la crisi si fa sentire ormai da 3 anni, dall'inizio della pandemia. In questi primi mesi dell'anno, fanno sapere i responsabili locali dell'Ascom di Pordenone, sono state assistite più di 150 imprese nella pianificazione degli investimenti di efficientamento energetici per le relative domande di contributo regionale. In questo senso si è chiuso da poco un bando per il settore terziario che consentirà a molte imprese di intervenire con soluzioni strutturali alla riduzione dei consumi e dei relativi costi. Ma non è tutto. In queste settimane la struttura sta sostenendo le imprese sul sistema dei crediti d'imposta governativi per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
L'aggiornamento dei numeri della pandemia indica nelle ultime 24 ore 189 nuovi casi di contagi da Covid emersi da 1.510 tamponi tra molecolari antigenici. Sono 4 le persone ricoverate in terapia intensiva, 195 quelle in altri reparti. Un decesso avvenuto in provincia di Udine. Il Friuli Venezia Giulia si scopre fortunato grazie alla Super Enalotto. Nel concorso del 20 agosto, come riporta Agi Pro News, è stato centrato un 5 del valore di 10.000 euro. La giocata vincente è stata registrata presso il tabacchino di via Pio Vittorio Ferrari a Udine. La rincorsa al 6 prosegue con il jackpot da 258,3 milioni di euro in palio nella prossima estrazione. Ed ora andiamo all'abbazia di Sesto a Reghena, dove è stata allestita la seconda parte della mostra Nello specchio dei volti. Questa mostra è proprio un allargamento, diciamo, della mostra di Pordenone che è già stata inaugurata qualche tempo fa. Sono tutti quadri che riprendono le fisionomie di famosi artisti italiani e stranieri, nei quali lo spettatore si può specchiare, e sono tutti quadri diversi da quelli che già si sono potuti vedere a Pordenone. L'ambientazione di questa mostra è anche particolare, permette quindi, diciamo così, un respirare delle immagini vasto ed estremamente suggestivo, secondo me. E troviamo appunto, non so, questo che abbiamo alle spalle, Giovanni Comisso. Del Giudice è un pittore affascinato dalla cultura, affascinato dall'arte, affascinato da quegli scrittori che lui ama, che ha letto, di cui ha inseguito per molti anni ormai la fisionomia, per penetrarli, per fare in modo che anche chi guarda questi quadri possa mettersi in contatto con queste figure che in certo senso sono ormai mitiche, tipo Montale per esempio, o Virginia Woolf o Pierpaolo Pasolini. Siamo allo sport, si sono conclusi ieri a Roma gli europei di nuoto che hanno portato alla squadra azzurra il record assoluto di medaglie della storia, gioie e dolori per la spedizione friulana. 24 ori, 24 argenti e 19 bronzi. Si chiude con 67 medaglie, 40 in più della Gran Bretagna seconda nel medagliere, l'Europeo di Roma per l'Italia, un europeo trionfale che sancisce il record di medaglie nella competizione continentale per la squadra azzurra. Di queste 67, una è anche friulana, il bronzo di Alice Mizzao nella staffetta 4x200 stile mista. E ce ne sarebbe potuta essere anche una seconda, come Matteo Furlan, nella 25 km in mare, gara che però è stata prima sospesa per condizioni meteo e poi di fatto annullata, con nessuna medaglia assegnata. Al momento della sospensione Furlan era terzo e si sarebbe quindi portato a casa il bronzo europeo, sfumato per decisione dei giudici. Medaglia sfiorata anche per Matteo Restivo, bronzo europeo nel 2018 con annesso record italiano. A Roma ha chiuso al quinto posto in finale. Esordio da ricordare per Lorenzo Gargani, che sì è uscito nel batteria dei 50 farfalla, mettendo a referto però la prima presenza con la nazionale azzurra. Il Trestino Codia invece alla semifinale dei 50 ci è arrivato, senza però riuscire ad approdare alla finale, vinta poi dall'altro azzurro Ceccon. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.